Allora, le domande, adesso mi alzerò proprio. Dunque, le domande che sono arrivate più o meno da tutti i gruppi sono essenzialmente due, una pratica, poi rispondo anche a quella pratica, però le domande sono due. Primo, come utilizzarlo, soprattutto come utilizzare questo strumento, soprattutto alle scuole medie dove non ci sono conoscenze di latino. Quindi questo è il nodo che dobbiamo in qualche modo soprattutto chiarire. E l'altro elemento, vedere qualche possibilità di utilizzazione pratica. Questo risponderemo in due modi: uno con gli esercizi già forniti dalla Zanichelli, quindi il campione, quello che mi hanno dato e che porto, e quindi lo possiamo fare, e lì c'è già una batteria abbastanza consistente, e altri si possono architettare, vi dirò come io posso supporre alcune modalità di applicazione. Per quello che riguarda il latino, questo rispondo subito. Il latino, come dire, serve per l'antecedente, ma non è necessario per la strutturazione del lessico. Cioè, intendiamoci, è chiaro che se adoperiamo il RIF nel biennio delle superiori, nel primo biennio delle superiori, beh, a quel punto anche il latino servirà. Chiaramente ci può essere un'utilizzazione tanto sul versante italiano quanto sul versante latino, ma non importa, nel senso che il latino non è che richiede particolari difficoltà di decodifica sul piano appunto della pronuncia, sul piano della... quindi uno sa che quella è la parola latina, gliela dice e poi basta, poi il lavoro si fa sui derivati italiani, sui rapporti italiani. Cioè è importante che colga il nesso, cioè è importante per noi avere l'antecedente, la parola alla base, che poi non è sempre il latino, perché troviamo anche ogni tanto qualche parola greca, qualche parola germanica, qualche parola, una parola francese, non mi ricordo qual è, però se ci penso mi viene in mente, quindi non è centrale. È chiaro che il latino ha la parte del leone perché sono più importanti, però non è che bisogna lavorare sul latino, su quello, bisogna lavorare sui derivati italiani, sul cogliere appunto i rapporti di dipendenza all'interno delle parole italiane. Va bene? Quindi non deve spaventare il fatto che ci sia riferimento al latino. Il riferimento al latino serve perché altrimenti non posso riconnettere pellere, impellere propellente a polso, e quindi non può fare quello da punto di partenza, da punto di riferimento per l'intera voce, perché sul piano semantico non funzionerebbe. Mentre invece se metto la parola latina, allora la parola latina consente di allargare in qualche modo la famiglia, di prendere tutte le parole della famiglia. Io aggiungo anche questo, che alcuni processi derivativi sono all'interno del latino, non all'interno dell'italiano. Quindi vi faccio un esempio: se noi prendiamo questa, che tra l'altro è carina come parola e è uno dei problemi a cui accennavo prima, se noi prendiamo nubem, ecco, nubem. Allora, nubem abbiamo, questa è nube, grande quantità, situazione triste, velo, buio, oscurità. Questi sono i significati di nubem, mettiamo all'accusativo le parole latino. Allora, qui la prima parola è nube, da cui deriva per esempio nubifragio. Nubifragio deriva sempre, discende, perché non è una derivazione, perché è chiaro che nubifragio è una parola, un latinismo dal latino medievale, nubifragio. Poi abbiamo nubilo, aggettivo nubiloso, scusate, nubilo nel senso di nuvoloso, un aggettivo letterario, da cui però derivano nubilare, obnubilare, che è una parola del linguaggio intellettuale che si trova. Ma poi troviamo anche connubio, troviamo anche nozze, perché la sposa veniva velata, e quindi noi troviamo, con questo rapporto di etimologia, troviamo anche nebbia, che la base è sempre, ma non deriva direttamente da nuvolo, ma fa parte della famiglia italiana. Troviamo nembo, che anche questo è un altro sinonimo di nuvolo, da nimbum, che è un'altra parola che in latino si avvicina a nube, da nembo nimbo, che invece è l'aureola, perché anche questa qui è etimologica. Allora, tutte queste parole qui, il rapporto non è nubile, ovviamente ognuna è isolata, lo ricolleghiamo a ora che sia latino, noi
come dire, questo significato di base, di copertura, spiega una serie di parole. Poi non è che dobbiamo spiegare come mai il latino può alternare nebula, nube, nimbo e tutti i meccanismi etimologici per cui all'interno del sistema latino si sono fermate queste varianti. Noi guardiamo semplicemente all'esito italiano la possibilità quindi di aver allargato in qualche modo la famiglia di parole, e quindi questo spiega la difficoltà, e questo è, diciamo pure, un punto debole, che effettivamente io metto sotto nozze nuziale. Ecco, qui effettivamente l'alternanza o U, e quindi che sia proprio trasparente nuziale da nozze, e io qualche piccolo dubbio effettivamente lo avrei, cioè devi avere un po' di nozioni più che di latino, di grammatica storica italiana, di storia dell'italiano, e quello potrebbe essere effettivamente un problema. Però sul fatto che si parta dal latino, io direi che poi, una volta che si parte dal latino, possiamo tranquillamente eliminarlo. Il ricorso alle spiegazioni etimologiche lo possiamo adoperare come vogliamo noi, quindi nel caso di cinghiale è bene far riferimento, in molti altri casi no, non è assolutamente necessario. Va bene? E la domanda che veniva da una sede, e cioè sul fatto come si possa attingere agli esercizi, allora qui basta che l'intera classe o anche la scuola compri una copia, poi si acceda sulla piattaforma, digitando appunto il numero che si trova qui, andare a dizionario Zanichelli e fare il codice che è stampigliato sulla copia, e questo può essere inserito in più di un computer, quindi, come dire, non è che bisogna comprare tante copie in modo che ce l'abbia il suo, basta digitare lo stesso codice e può agire su più computer. Ora, fino a quanto non lo so, però insomma immagino che una decina almeno sia effettivamente possibile, poi semmai mi informo un pochino meglio. Va bene? Allora, per quello che riguarda l'applicazione, allora devo dire che gli esercizi sono già scaricabili in qualche modo, e si dividono in varie batterie, diciamo così. Ce ne sono 60 esercizi divisi in 10 batterie, ognuna 10. Si parla prima di allenamento, che è una parola che va molto evidentemente nell'ambito, credo, dopo i Pokémon, gli allenatori, così l'esperienza che so, perché appunto quelle che di fatto sono come gli altri, cioè sono sempre senza risposte, però quelle servono per prepararsi, e quindi e l'altra, la parte invece che sarebbe come esecuzione, allora bisognerebbe mettere un tempo, quindi il primo è uno prova finché non indovina la risposta giusta e quindi si esercita, e la seconda può essere eventualmente valutato. Ecco, degli esercizi si è occupata direttamente la redazione della Zanichelli, però una certa supervisione Michele Colombo ogni tanto l'ha data, quindi insomma sono esercizi sicuramente non rappresentano l'unica possibilità ovviamente di applicazione, però sicuramente una buona possibilità. Io ne ho avute come dire, una campionatura, e poiché non sono appunto appartenenti a tutte le varie sottotipologie, pensavo adesso di poter lavorare su quelle, nel senso che provate a fare, io ve ne dico, questi esercizi che saranno molto semplici, non credo che per voi, però insomma pensando anche di doverli sottoporre alla classe, e su quello vedremo cosa funziona o cosa eventualmente non funziona, su che cosa c'è eventualmente da lavorare. C'è una cosa che non ho detto e che forse può rispondere in qualche modo alle domande. Noi naturalmente abbiamo organizzato tutte queste circa 25.000 parole, mi pare, in 366 famiglie, però c'è un indice finale che consente anche di vedere tutte le parole che sono state lematizzate. Allora, è chiaro che una voce come queste piccole che vi ho fatto vedere, memore, memoria, cinghia, anche pellere, al limite uno può anche fare una presentazione e quindi lavorare un momento su quelle, cioè far vedere l'articolazione e esercitare, vedere quali parole gli studenti conoscono, quali no, cogliere i rapporti semantici, derivazionali, di dipendenza in questa famiglia. È chiaro che quando andiamo su famiglie che si collegano a essere
stare, l'altra agere, e le parole sono moltissime, quindi non si può prestare a una consultazione diretta, sarebbe troppo dispendiosa. Lì c'è invece l'indice, quindi se c'è una parola che vogliamo collegare, vogliamo fare interiorizzare, allora trovandola lì vediamo in quale famiglia appartiene e cerchiamo di spiegare perché. Quindi in questo modo, secondo me, aiuta la comprensione della singola parola all'inquadramento in qualche modo in una famiglia, cioè si trovano così delle parole vicine, simili, e quindi si arriva a una come dire, profondità, a una stratificazione del lessico. Però è chiaro che non si può pensare, men che mai in una media, di andare ad analizzare le singole famiglie, perché sarebbe tanto dispendioso e poi anche poco funzionale sul piano proprio dell'apprendimento. Quindi secondo me si può far vedere per come è organizzato, se poi ci vogliono lavorare per cogliere i rapporti familiari, analizzare una voce piccolina in cui appunto e poi laddove si vuole lavorare su un insieme andare a cercare quelle che sono le parole lemmatizzate, le parole che figurano, a volte figurano in due famiglie perché effettivamente conta il primo elemento e anche il secondo elemento. Devo dire che abbiamo detto i composti non ci sono, anche la composizione neoclassica tipo biblioteca sono casi molto ridotti, perché altrimenti chiaramente si ampliava, e poi insomma non rientra proprio nei meccanismi che dobbiamo indagare. E allora secondo me in questo, quindi alcune sono, alcune perché per l'etimologia abbiamo detto, la pari etimologia le troviamo in più di un gruppo e questo sicuramente può aiutare. Quindi questo secondo me può essere un'altra modalità che appunto superando il latino e superando anche la complicazione della derivazione può servire effettivamente per arricchire e consolidare il lessico. Va bene? Poi sul piano proprio della utilizzazione, sul piano didattico, vediamo se questi esercizi che sono stati predisposti vi sembrano effettivamente congruenti oppure no. Quali sono le modalità? Le modalità degli esercizi, adesso poi queste sono qua, le possiamo distribuire, sono quelle tipiche per giunta con la cosa della rete, quindi fare una scelta multipla, quelle che il closing, cioè inserire appunto la parola giusta, trovare l'errore, vero o falso, e il trascinamento di una serie di parole messe all'inizio all'interno di una famiglia o no. Allora qui come procediamo? Lascio un momento di tempo per guardare, facciamo, diciamo, arriviamo prima, facciamo il primo gruppo della prima sezione, direi, che sono pagine 1-3, poi verifichiamo queste, poi facciamo il secondo gruppo, pagine 3-6, e verifichiamo le seconde? O preferite fare tutto insieme e poi verifichiamo tutto alla fine? Tutto insieme e poi alla fine? Benissimo. È meglio, perfetto. D'accordo, sì. Sì, allora diamo una ventina di minuti per il collegamento, per vedere, insomma, eventualmente rispondere agli esercizi e poi alle 5 ci ricolleghiamo alle 5:05 per la 5 meno 5, scusate, per la verifica e la correzione.